Le alluvioni degli ultimi anni hanno portato alla luce la fragilità del territorio trevigiano dal punto di vista idraulico. Molti gli interventi di messa in sicurezza che dovranno essere realizzati, altrettanti quelli già cantierati o terminati. Si tratta soprattutto di casse di laminazione, le prime quelle realizzate nel 98 a Castelfranco all'indomani dell'alluvione, là dove oggi 5 bacini garantiscono la difesa idraulica del territorio Castelfranco dalla minaccia rappresentata dai fiumi Muson e Avenale. Tra le più importanti quella di Riese e l'ultima in ordine di tempo terminata a fine 2013 a Salvarosa, che consente un invaso fino a 50.000 metri cubi d'acqua e che garantisce la sicurezza della parte bassa di Castelfranco e di quella alta di Resana e Zarobranco. Da un lato la Regione interviene sui grandi corsi d'acqua come il Muson, con un'opera di circa 2 milioni di metri cubi che sta facendo a monte di Castelfranco, e il Consorzio di Bonifica Piave regimando tutti gli affluenti in destra idraulica del Muson. A Castelfranco resta ancora da realizzare una cassa d'espansione da 50.000 metri cubi a Salvatronda, ma ci sono altre zone del territorio trevigiano che richiedono interventi urgenti. È il Livenza, è il Monticano, ma anche lì c'è un progetto importante, il bacino di Prada dei Gai, che è sicuramente importante, e di questi giorni la loro valutazione in commissione di via, in convenzione di incidenza ambientale. Le opere da realizzare da un lato, il patto di stabilità dall'altro che vincola gli enti locali. La Regione Veneto con uno studio ha fissato in circa 2 miliardi e 700 mila euro le risorse necessarie per la messa in sicurezza del territorio. È indispensabile che si superi questo patto di stabilità, perché altrimenti così facendo blocchiamo una montagna di risorse. Fortunatamente da un lato i consorzi di bonifica non hanno questo tipo di problema e continuano a investire nel territorio. Ci servono ingenti quantità di risorse, per questo ritengo indispensabile che lo Stato intervenga lasciando sul territorio parte di quei soldi che oggi sono destinati allo Stato centrale.